In leggero calo gli incidenti sul lavoro in Italia, le denunce di infortunio presentate all'INAIL da gennaio-novembre 2019 sono state 590.679, 1.299 in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Crescono solo i casi avvenuti in itinere nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, che sono passati da 90.409 a 92.225, con un aumento del 2%. In netto calo le vittime. Entro il mese di novembre sono state 997, 49 in meno rispetto alle 1046 dei primi 11 mesi del 2018. La flessione è stata del 4,7%. Epifania e dolci, un business per 40.000 imprese italiane, in crescita gli addetti, più 9% in 5 anni, e quanto emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza, Lodi, sui dati al terzo trimestre 2019. Nella calza le caramelle superano nelle preferenze il carbone dolce, ma tanti festeggiano anche con le torte. Prima città in Italia per il numero di imprese è Napoli con 2.447 aziende dolciarie, seguita da Roma con 1.875 e Milano con 1844. Parte dall'aeroporto di Fiumicino la sperimentazione della prima stesa al mondo in un aeroporto intercontinentale di un asfalto a grafene. Si tratta di un test il cui obiettivo è confermare, anche in situazioni di grande stress, i risultati già ottenuti in ambito stradale che dimostrano un aumento delle prestazioni della pavimentazione. I risultati delle sperimentazioni condotte in Italia e nel Regno Unito hanno sottolineato come il grafene consenta di migliorare le performance dell'asfalto, ottenendo pavimentazioni che durano più del doppio.